Conferenza stampa stamani dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Licata che hanno arrestato un uomo di 45 anni dalle iniziali OC, il quale, ritrovandosi agli arresti domiciliari, evadeva andando a estorcere denaro a degli imprenditori titolari di rivendite di macchine. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Cecilia Bavarelli, il GIP Stefano Zammuto, ne ha disposto la misura cautelare nel carcere di Gela. L'uomo si rivolgeva a dei rivenditori di auto minacciandoli e ostentando una parentela con la famiglia mafiosa di Licata. L'indagine, difficile e complessa, ha permesso agli imprenditori di trovare il coraggio di denunciare le richieste estorsive e di acquisire numerosi riscontri che hanno rilevato come l'odierno arrestato fosse animato da un fine di ingiusto profitto. Non si escludono ulteriori indagini per disvelare altri episodi estorsivi. Estorsione conclamata in più episodi ai danni di alcuni rivenditori di auto del posto da parte di un soggetto che si trovava agli arresti domiciliari e che quindi sostanzialmente usciva liberamente per andare a compiere questi atti estorsivi con delle richieste di denaro e di ingiusto profitto che chiaramente creavano un clima di terrore per tutti i soggetti coinvolti, che chiaramente temevano delle ripercussioni da parte di un soggetto che peraltro ostentava una parentela con la locale famiglia mafiosa e quindi ingenerando un forte clima di terrore e di allarme sociale. L'arresto di oggi è importante anche perché in questa realtà come quella licatese, dove c'è sempre bisogno della vigile attenzione da parte nostra per assicurare l'ordine e il controllo da parte dei soggetti. Questa attività è importante perché per la prima volta abbiamo visto la collaborazione degli imprenditori che, avvicinati da noi carabinieri, hanno avuto il coraggio di denunciare le pretese estorsive, permettendoci di ottenere quei riscontri all'attività investigativa e che hanno permesso alla Procura della Repubblica, nella persona della dottoressa Cecilia Baravelli, di richiedere l'emissione di questa misura cautelare che abbiamo eseguito e di cui sinceramente siamo soddisfatti anche per una risposta che possiamo dare alla cittadinanza di Licata dicendo che possiamo aiutarvi. Era agli arresti domiciliari a casa sua, ma usciva serenamente, chiaramente quando non era controllato, perché chiaramente c'erano i controlli che vengono fatti. Dopo che venivano fatti i controlli usciva e andava a fare le sue pretese estorsive, che chiaramente venivano registrate anche attraverso telecamere di videosorveglianza, e quindi abbiamo avuto modo di anche cristallizzare le varie richieste e anche in un caso la dazione del denaro.